Buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con Buongiorno Sicilia. Angelo Gagliano ed Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, come sempre cominciamo il nostro appuntamento con le notizie di cronaca. C'è un'ultima ora perché la polizia ha dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania nei confronti di Giuseppe Russo, 25 anni, di Francesco Ieni di 32. A dicembre del 2023, nel corso dell'operazione Doppio Petto della Questura, erano state arrestate 18 persone per detenzione e porto di armi comuni da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura e anche trasferimento fraudolento di valori, nonché associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Per i due già in carcere, vicini al clan Pilera Puntina, di cui era capo Giacomo Maurizio Ieni, deceduto padre di Francesco, il Tribunale aveva rigettato alcune delle accuse contestate. Adesso, in accoglimento dell'appello che è stato proposto dal Pubblico Ministero, la quinta sezione penale del Tribunale di Catania ha ritenuto che entrambi gli indagati sarebbero stati pienamente organici al sodalizio mafioso e quindi coinvolti nelle attività criminali dell'organizzazione. E poi ancora, stavolta però parliamo di un incidente stradale che è avvenuto in tangenziale a Catania. Un furgone con carrello che trasportava una barca si è schiantato in galleria, la tangenziale è bloccata in direzione Siracusa, lunghissime code si registrano. E prima ancora di continuare c'è un'altra notizia, perché ieri sera sono verificate 2 violente liti tra extracomunitari a Vittoria, nella zona di Piazza Seni. Il bilancio di 2 feriti, comunque non gravi, entrambi sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale Guzzardi. Le indagini sono condotte da polizia e carabinieri, che per tutta la serata hanno continuato comunque a tenere sotto controllo la zona, dove vi era un clima abbastanza teso. E adesso le altre notizie. Torniamo all'operazione che ieri allo Sperone ha portato a 18 arresti. È stato espugnato il fortino del crack. C'era una volta il fortino del crack. Ci sono voluti 2 anni di preparazione e altri 2 di indagini, ma la polizia riesce finalmente a entrare nel bunker cosiddetto dei Cancelli allo Sperone, una sorta di zona franca, un sotterraneo adibito a garage dove 2 famiglie criminali avevano organizzato un vero e proprio market del crack, rendendo l'intero condominio un vero e proprio fortino. Nell'area box era stata creata una rivendita abusiva di bibite come copertura, ma in realtà gli impiegati, perché questo erano delle 2 famiglie, vendevano droga 24 ore su 24. Sul tetto dello stabile c'erano le vedette, intorno ai cancelli girava la ronda di controllo, all'interno si commerciava crack per guadagni da circa 50.000 euro al mese. Migliaia gli episodi documentati dalle telecamere e dai microfoni che la polizia è riuscita a piazzare fra il 2020 e il 2022. Gli spacciatori venivano pagati come veri e propri impiegati, naturalmente in nero, mentre le 2 famiglie, che in passato si erano anche scontrate, tanto che nel quartiere si era assistito a pestaggi e spedizioni punitive, avevano raggiunto un accordo formando una società di fatto. 18 le persone arrestate, 17 delle quali accusate anche di associazione a delinquere, una soltanto di spaccio. E mentre la polizia faceva breccia allo Sperone, i carabinieri facevano altrettanto allo Zen, dove sono 40 le persone denunciate per altri reati che vanno dall'occupazione abusiva al furto di energia elettrica. Elevate anche contravvenzioni per 20.000 euro e ritirate 8 patenti. Adesso Emanuela, vediamo un po' sui quotidiani questa mattina una notizia importante. Sì, vediamo Repubblica Palermo che dedica 2 ampie pagine a questa operazione, a questa indagine. Vediamo intanto a pagina 4: allarme periferie, vedette, bar e telecamere allo Sperone, il fortino dello spaccio. Take away, 2 anni di indagini hanno portato al blitz della polizia, che ha arrestato 18 persone. Il business era gestito da 2 famiglie in lotta tra loro, ma alleate in nome del crack. Sempre su questa pagina, nel taglio basso, vediamo l'intervista anche a Don Ugo Di Marzo, da 9 anni parroco della chiesa Marta Santissima delle Grazie tra Roccella e proprio lo Sperone, che dice: serve lo Stato, non solo con le retate. E poi andiamo a pagina 5 per vedere anche l'esito dei controlli serrati che sono stati effettuati dalle forze dell'ordine. 40 denunciati in una sola mattina nello Zen, altro quartiere diciamo caldo di Palermo, senza regole.
E a Messina sono state davvero botte incredibili, una rissa iniziata quasi per una messa in scena, però poi è diventata realtà. Episodio che è stato immortalato in un video che è stato girato a pochi passi anche da bambini ed anziani che erano per l'appunto a Villa Dante, e sentiamo e vediamo anche il filmato di questa incredibile vicenda. Le immagini sono al vaglio delle forze dell'ordine per verificare se si tratti di una messa in scena ben recitata oppure no. Quello immortalato alle telecamere degli smartphone nel cuore di Villa Dante, Parco Verde al centro di Messina, è comunque un episodio gravissimo. A darsene di santa ragione sono state 3 ragazzine, l'ennesima rissa tra adolescenti nell'assoluta indifferenza di chi è chiamato a vigilare sull'incolumità di famiglie, bambini ed anziani che quotidianamente frequentano il parco. Il video è stato diffuso da 2 consiglieri comunali ed immortala quello che all'inizio sembra un diverbio messo in scena per simulare una rissa, una di quelle assurde challenge sui social che vanno di moda. Poi 2 ragazzine vanno oltre, tirandosi i capelli, colpendosi con schiaffi e pugni. Tutto questo davanti ad almeno 3 o 4 ragazzi quasi certamente conoscenti che assistono serenamente alla scena e riprendono tutto con gli smartphone. Qualcuno ad un certo punto prova a dividerle mentre una terza ragazza continua a colpire una delle 2 con calci e pugni sino a ridurla a terra. Sembra un film, non lo è. I 2 consiglieri comunali, Centofanti ed Oteri, che hanno segnalato l'episodio, chiedono la presenza fissa di almeno una pattuglia della polizia municipale durante gli orari di apertura, mentre il comune e la Messina Social City, che gestisce il parco, difendono il lavoro di rigenerazione di uno spazio sino a qualche mese fa dimenticato. Adesso siamo a Catania, c'è stata una nuova udienza del processo per lo stupro alla Villa Bellini dello scorso gennaio. Sono state ammesse le parti civili, tra queste anche il comune di Catania. Seconda udienza davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Catania in uno dei tronconi dell'inchiesta sullo stupro di gruppo avvenuto il 30 gennaio scorso nei bagni pubblici della Villa Bellini ai danni di una ragazzina di appena 13 anni e del suo fidanzato di 17 anni, oggi maggiorenne. 5 gli arrestati, tutti egiziani, 4 degli imputati sono in carcere, mentre un quinto, che ha collaborato alle indagini, è agli arresti domiciliari. Uno di loro ha chiesto il processo con rito abbreviato. Oggi sono state ammesse al processo le parti civili, tra cui il comune di Catania e 2 centri antiviolenza, esclusa solo l'associazione Bond You, presente in aula con Pietrangelo Buttafuoco, perché ritenuta non radicata nel territorio. Vogliamo sottolineare l'impegno che ha avuto la ragazzina fin dal primo momento che si facesse giustizia, ma una giustizia vera, non esemplare, una giustizia tesa a far sì che siano condannati gli autori effettivi della violenza che è stata perpetrata nei suoi confronti. Durante il processo è stato chiesto di essere sentito anche il ragazzo, all'epoca dei fatti minorenne, perché secondo uno dei difensori degli imputati sarebbero state violate alcune delle norme che riguardano i minori vittime di abusi sessuali. Il PM si è opposto, sostenendo di fatto le ragioni dell'avvocato difensore del ragazzo. È danneggiato da questo reato, però vi sono ovviamente le notazioni tecniche che ho sottolineato. La prossima udienza è stata calendarizzata lunedì 21 ottobre per decidere sulle eccezioni formulate dalla difesa degli imputati, oltre che sulla richiesta di risentire il fidanzatino. Emanuele, allora vediamo questa vicenda che ha tanto fatto parlare, adesso c'è il processo che sta iniziando. Sì, vediamo la pagina della Sicilia di Catania, stuprata alla villa, ora giustizia. La difesa dei 4 imputati ha chiesto di risentire il fidanzatino, il suo legale si è fermamente opposto. Appunto la difesa dei 4 egiziani voleva di nuovo l'incidente probatorio, però l'avvocato difensore del ragazzino ha detto insomma già è molto provato per la prima testimonianza, quindi non è il caso di continuare appunto su questa strada. L'udienza si è svolta a porte chiuse, il Tribunale ha ammesso le costituzioni di parte civile. Nel processo, vediamo, sono confluiti gli incidenti probatori con cui attraverso il rito del contraddittorio sono state acquisite le testimonianze della 13enne vittima appunto di questa brutale violenza e del suo fidanzato, ma nonostante questo la difesa dei 4 imputati egiziani maggiorenni ha chiesto al Tribunale di risentire il ragazzo, evidenziando una presunta violazione alla carta di noto. L'avvocato Baratta, che abbiamo sentito anche in questo servizio, però si è duramente opposta a questa richiesta, evidenziando lo stress già affrontato dal suo giovane assistito.
E adesso parliamo di povertà, una povertà che è sempre in aumento, cresce il numero delle persone che chiedono aiuto alle varie associazioni. Catania è la città in Italia con la percentuale più alta di cittadini che mangiano nelle mense. Palermo è la terza. Cresce la povertà in Sicilia come nel resto d'Italia. Sono sempre più numerose le persone che chiedono aiuto per sfamarsi. Quasi 5 milioni gli italiani che lo scorso anno non hanno potuto permettersi un pasto completo con carne, pollo, pesce o equivalente vegetariano una volta ogni 2 giorni. È il dato diffuso da ActionAid. Cresce al contempo lo sforzo delle associazioni che distribuiscono in Sicilia migliaia di pasti al giorno. Catania è la città che presenta in Italia i tassi più elevati rispetto alla popolazione residente di beneficiari. Palermo è la terza, preceduta da Reggio Calabria. A confermare la crescente richiesta di aiuto il presidente del Banco Alimentare, ospite di Buongiorno Sicilia. I numeri sono in Sicilia molto forti purtroppo, 280.000 siciliani aiutati in questo momento ogni giorno da Banca Alimentare. Anche la Caritas a Catania conferma la crescente richiesta di aiuto da parte di cittadini che hanno perso il lavoro o che sono disoccupati da anni. Accanto alla povertà assoluta esiste anche la deprivazione alimentare di chi non può permettersi nemmeno una volta al mese di mangiare fuori casa. E adesso vediamo, ripartiamo da qui con la rassegna stampa con i quotidiani regionali da questo tema, la povertà in aumento. Sì, siamo sulla Sicilia, vi faccio vedere questa intervista ad Abramo della comunità di Sant'Egidio che a proposito di povertà in aumento lui chiede al governatore Schifani di rifinanziare la legge, una legge proprio sulla povertà del 2021 che non è stata però più rifinanziata. È una norma, dice Abramo, che non porta voti, che non produce clientele. Non voglio comunque fare polemica, non serve, le periferie chiedono alternative, risposte e noi dobbiamo fornirle con azioni armoniose e più complete possibile. Queste le parole appunto del rappresentante della comunità di Sant'Egidio. E poi si parlava anche di denutrizione, problema sempre più globale, ci sono 500.000 casi in più oggi, tra l'altro è la giornata della alimentazione. Allora andiamo a vedere le altre notizie, soprattutto le prime pagine per quanto riguarda i fatti regionali. Partiamo proprio dalla Sicilia e vediamo intanto la manovra finanziaria in primo piano, ne parleremo meglio tra poco. Ieri è stata approvata in Consiglio dei Ministri, vedremo qual è il pacchetto di misure appunto che il governo ha varato. E poi anche Stati Uniti ed Albania, oggi è arrivata credo da pochissimi minuti la prima nave che doveva appunto trasportare i migranti salvati nel Mar Mediterraneo in Albania, questo frutto di un accordo tra il governo italiano con il governo albanese. E poi vediamo De Luca non chiude al campo largo, questo per quanto riguarda la politica siciliana, i movimenti nei partiti, ma primarie aperte entro il 2025. Oggi c'è un'intervista al leader di Sud Chiama Nord dopo alcune defezioni di questi giorni, la più importante sicuramente quella di Ismaele Lavardera. E poi la riforma parità di genere, pressing in piazza per aumentare le quote rosa nelle giunte comunali, ma l'ARS non decide e rinvia appunto la discussione o meglio la decisione in questo senso. Poi vediamo appunto sempre in prima pagina l'intervista ad Abramo che abbiamo letto pochi minuti fa. Povertà, Schifani rifinanzi la legge del 2021. E poi per quanto riguarda la cronaca si torna a parlare della setta degli orrori con il Santone Capuana, Catania, la setta degli orrori. La PM chiede 16 anni proprio a chi guidava, a questa guida di questo gruppo di persone. L'inchiesta per, ricordiamo, violenza sessuale. Ancora vediamo conflitto di interesse, l'antimafia divisa sulle intercettazioni, Scarpinato, Natoli.
Qui nel taglio alto c'è anche la notizia dello stupro alla Villa Bellini, ammesse le parti civili. Andiamo a vedere la prima pagina invece di Repubblica. Palermo, ecco, a proposito della decisione rinviata all'ARS per quanto riguarda le quote rosa, donne nelle giunte, la lunga attesa all'ARS e intanto fuori un sit-in davanti al palazzo, ma in aula appunto non c'era l'intesa sulla legge. E ancora questa strana idea di Lombardo e La Galla per quanto riguarda la politica, i movimenti nei partiti. Lombardo e La Galla nel Vietnam del centro-destra, questo scrive oggi Repubblica Palermo, ma vediamo un'altra notizia in primo piano, quella del takeaway appunto allo Sperone, il supermercato dello spaccio. Ancora andiamo a vedere all'interno cosa è accaduto ieri, appunto, mentre l'ARS cercava di decidere sulla rappresentanza di genere al 40%. Ricordiamo che in prima battuta era stata fissata al 20%. Donne nelle giunte, la maggioranza implode. Fumata nera all'ARS. Niente accordo sul DDL che contiene appunto questo emendamento sulla rappresentanza di genere al 40%. Fuori dal palazzo la protesta di deputate, attiviste e sindacati. Una delegazione, scusate, è stata ricevuta dal presidente dell'ARS Galvagno, e qui vediamo appunto alcune foto della giornata di ieri con le prime arrivate, le militanti, e ancora vediamo nell'altra pagina i big del PD che hanno partecipato appunto a questo sit-in. Vediamo Laura Boldrini con il capogruppo all'ARS Michele Catanzaro. Le esponenti Dem avevano denunciato alla Camera proprio questo caso siciliano, e poi dicevamo l'incontro con il presidente dell'ARS che ha ricevuto questa delegazione. E poi appunto per quanto riguarda la politica regionale, questa unione tra Lombardo e La Galla, la strana idea di Lombardo, l'assalto a Schifani nel Vietnam del centrodestra. L'ex governatore oggi a Palermo per un'assemblea del nuovo movimento con La Galla e Miccichè. Abbiamo ricevuto ignobili insulti, Forza Italia alle europee e salva grazie a noi. Vedremo cosa porterà e se ci saranno dei cambiamenti sostanziali su quella che è la linea appunto del governo regionale dopo questi accordi tra i tre big, appunto La Galla, Lombardo e Miccichè. E poi vediamo un'altra notizia. A Palermo il comune cataloga gli alberi a rischio, al via 400 potature e 50 abbattimenti, ma per tagliare le oltre 30.000 piante ci sono appena 4 squadre. Ancora vediamo il caso degli 11 fedelissimi di Messina Denaro che sono stati scarcerati. Parla Giuseppe Cimarosa, quei boss sono pericolosi, volevano spararmi. Il cugino ribelle di Messina Denaro preoccupato adesso per la scarcerazione di questi 11 uomini vicini a Messina Denaro. C'è il rischio che riorganizzino il clan. Queste le sue parole: non basta l'arresto del superboss, lo Stato deve intervenire a Castelvetrano dando lavoro. Vediamo anche la Gazzetta del Sud di oggi. Anche qui la manovra in primo piano, ma vediamo questa notizia: enti locali, riforma nel caos. Un altro passaggio a vuoto all'Assemblea regionale siciliana. Cateno De Luca intanto prova a serrare i ranghi in sud, chiama nord. Poi vediamo due notizie di cronaca in queste due fotonotizie. Momenti di tensione all'ospedale Papardo, nessun contatto con i medici, ma i parenti di una paziente sono andati in escandescenza nel reparto di ostetricia. E poi a Messina, a Villa Dante, una rissa tra ragazzine che vi abbiamo proposto poco fa, appunto con le immagini, scioccanti immagini che ritraggono alcune adolescenti mentre si picchiano in pieno giorno dentro al parco, immagini ovviamente diventate subito virali. Ancora vediamo le altre notizie. C'è il Medio Oriente, Israele ingiustificabile, le parole di Meloni, ma non va isolato. E poi anche qui
i migranti che arrivano in Albania, a Bruxelles le polemiche, un'idea che abbiamo visto ieri, quasi un modello, lo ha definito Ursula von der Leyen, però il Partito Socialista insorge e dice che viene violato così il diritto appunto anche alla accoglienza. E poi il ponte, rinviate al 2025 le udienze sui contenziosi tra Stato e imprese, e la Stretto risponde alle osservazioni. Ricordiamo che proprio in questi giorni, diciamo, non si sono mai fermate le polemiche su quest'opera, soprattutto da parte di tante associazioni, e ci sono le risposte della Stretto a tutti i rilievi. L'impatto sull'avifauna, per esempio, sull'effetto cumulo, sull'analisi costi-benefici, la cantierizzazione, gli aspetti idrici, la questione delle faglie sismiche, le stime di traffico e la cosiddetta opzione zero. Dopo le osservazioni presentate al MASE dalle associazioni ambientaliste, appunto, arriva la replica della società amministrata da Pietro Ciucci. Andiamo a vedere, per esempio, la questione delle faglie di cui si è parlato tanto. Tutte le faglie presenti, dice la società, nell'area dello Stretto di Messina sono note, censite e monitorate, comprese quelle del versante calabrese. I punti di contatto con il terreno dell'opera, sulla base degli studi geosismo-tettonici eseguiti, sono stati individuati, evitando il posizionamento appunto su faglie attive. Questo è uno dei tanti aspetti che è stato trattato e le risposte che la società ha dato. Grazie Emanuela, e come ogni mattina adesso ci colleghiamo con la Polstrada. Il compartimento è quello della Sicilia orientale. Con noi in collegamento c'è il dottore Gabriele Ferraro, che è il sostituto commissario per l'appunto della Polstrada, ci parla da Randazzo. Qual è la situazione stamattina? Sappiamo che c'è stato anche un grave incidente sulla tangenziale. Sì, buona giornata a voi in studio, a tutti i telespettatori. Vi do aggiornamenti relativamente alla notizia che ha dato lei in apertura per quanto riguarda l'incidente che c'è stato sulla tangenziale. L'incidente, come diceva lei, si è verificato tra un veicolo, un mezzo pesante, e un altro veicolo che trasportava un'imbarcazione in direzione di Mister Bianco. Non ci sono feriti. Scusa, c'è una foto, c'è un paio di foto che stiamo mostrando proprio sugli uomini vostri, sui vostri uomini, i vostri agenti all'opera proprio sulla tangenziale. Sì, perfetto. Già da questa mattina hanno iniziato le operazioni di rilevamento dell'incidente. L'incidente è in fase di conclusione, hanno quasi liberato la carreggiata, però purtroppo la ripercussione sul traffico è arrivata fino alla barriera di San Gregorio e anche sull'autostrada A18 quasi ad Aci Sant'Antonio. Quindi pesanti ripercussioni sul traffico relativamente a questo incidente. Anche sulla 18 DIR, quindi tra San Gregorio e Catania Centro, ci sono delle pesanti ripercussioni per quanto riguarda il traffico. Adesso andiamo sull'autostrada Messina-Palermo, dove sempre tra gli svincoli di Patti e Brolo, a causa della chiusura della galleria Calavà, in direzione di Palermo, perdura il doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta. Per quanto riguarda l'autostrada Catania-Palermo, permane la chiusura dello svincolo di Enna in entrata ed in uscita in direzione di Palermo, quindi l'uscita consigliata per raggiungere Enna è lo svincolo di Mulinello o di Taino. Qualche piccola ripercussione sul traffico sempre sulla strada statale 121, quindi tra Paterno e Catania, tra Valcorrente e all'ingresso di Catania, rallentamenti. Non ci sono altre notizie per quanto riguarda la viabilità. Abbiamo un problema sul collegamento, quasi in chiusura. Ogni mattina. L'appuntamento ovviamente a domani mattina. Non so se mi sentite. Sì, adesso la sentiamo di nuovo, sì, perfetto. Bene, allora qualche piccolo consiglio come ogni mattina. Vi ricordiamo di prevedere, tollerare e superare gli errori degli altri. Una buona giornata dalla Polizia Stradale di Catania. Grazie allora al dottore Gabriele Ferraro, sostituto commissario del coordinatore della stazione della Polizia Stradale di Randazzo. A proposito di traffico, vediamo anche come sono a questo punto, qual è la situazione sulla circonvallazione di Catania. Abbiamo sentito che ci sono rallentamenti in entrata e anche qui, come potete notare, c'è un po' di traffico a rilento in direzione Mister
bianco per quello che possiamo osservare, sembra abbastanza fluida invece la viabilità in direzione Ognina. Adesso, prima di fermarci, c'è un'ultima ora perché i carabinieri di San Vito Lo Capo hanno arrestato un 17enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti all'ospedale Sant'Antonio di Trapani, dove era giunta una donna che lamentava un malessere per aver ingerito dei biscotti preparati dal figlio a distanza di poco tempo, però ha accusato dei dolori tali da necessitare il ricovero in ospedale, dove è emerso che i biscotti contenevano delle sostanze stupefacenti. I carabinieri a questo punto hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del ragazzo, trovando 750 grammi di hashish, 40 dosi di chetamina, marijuana, oltre 2.000 euro in contanti e vari sacchetti di biscotti stupefacenti appena sfornati. Il ragazzo è stato posto in una comunità di recupero. State vedendo per l'appunto i biscotti preparati. Ci fermiamo adesso, fra poco di nuovo insieme con la rassegna stampa nazionale ed internazionale insieme ad Emanuela Corsi. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Allora, Emanuela Corsi per la rassegna stampa nazionale e internazionale. Sì, Angelo, in primo piano naturalmente c'è la prossima legge di bilancio. Come abbiamo anticipato poco fa, è stata approvata in Consiglio dei Ministri ieri sera appunto la manovra finanziaria. E quindi vediamo il Sole 24 Ore di oggi. Casa, fisco, lavoro, la manovra 2025. Una manovra da 30 miliardi che prevede una serie di novità, per esempio 1.000 euro per i nuovi nati, poi tagli del 5% alle spese dei ministeri, così come era stato annunciato dal ministro Giorgetti in questi giorni, tetti alle detrazioni e nuovo deficit, le priorità del MEF, aiuti alle famiglie, lavoro, sanità e taglio del cuneo fiscale. Ma vediamo quali sono le principali novità. Intanto questa che riguarda le banche, un nodo su cui si è diviso soprattutto il governo, gli alleati di Meloni. Dalle banche un anticipo di cassa di 3 miliardi e mezzo su 2 anni. Poi per quanto riguarda l'occupazione, premi di produttività tassati al 5% per 3 anni. Per quanto riguarda la previdenza, quindi le pensioni, defiscalizzato il bonus per chi resta, ma poi vedremo meglio anche c'è l'indicizzazione delle pensioni, quindi l'aumento delle minime. E ancora pubblica amministrazione statali, 3 miliardi per il contratto per le assunzioni che riguarderanno il periodo 2025-2027. Ancora per quanto riguarda la casa, bonus del 50%, quindi la detrazione IRPEF è stata confermata anche per il 2025, soltanto però per la prima casa, perché per le seconde case resta in vigore la norma che prevedeva appunto la diminuzione al 36%. E ancora detrazioni con tetto e quoziente familiare per quanto riguarda gli sconti fiscali e il taglio al cuneo per altri 1.100.000 lavoratori, questo per quanto riguarda le buste paga. Andiamo a vedere il Corriere della Sera che mette le banche in primo piano, quindi manovra intesa sulle banche, contributo da 3 miliardi e mezzo, Meloni, così avremo più coraggio della sinistra. Meloni ieri pomeriggio appunto ha parlato in Parlamento, era presente, ha detto noi siamo più coraggiosi degli altri governi proprio perché hanno introdotto questa novità che riguarda le banche. Come abbiamo sentito, misure per 30 miliardi, soddisfatto Salvini, Tajani, niente nuove tasse, tagli del 5% ai ministeri. E poi c'è un'intervista oggi ad Elly Schlein che dice Giorgia forte soltanto con i deboli, e per quanto riguarda il Medio Oriente dice ora riconosca la Palestina. Restiamo sulla prima pagina per vedere altre notizie e poi andiamo a vedere ancora qualche approfondimento soprattutto sulla prossima manovra finanziaria. Intanto nel taglio centrale vediamo la foto di Mbappé che è indagato per stupro.
La denuncia in Svezia, accusa e veleni, shock in Francia. Il calciatore dice sono soltanto bugie, anche il suo entourage parla di fake news perché tutto sarebbe legato alla causa che ha con il PSG. Io non so, Angelo, se vuoi commentare. La causa chiaramente è la buona uscita chiaramente di Mbappé, che è passato al Real Madrid, e quindi potrebbero esserci chiaramente delle questioni legali, ma non penso che insomma che possano esserci dei legami, però tutto c'è è il sospetto, il sospetto. Poi un'altra notizia in primo piano oggi è questa inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto del DG di Sogei. Sogei è una società in house che viene controllata dal MEF, dal Ministero dell'Economia e Finanze, e poi ci sono anche 18 indagati, quindi vediamo appalti e tangenti al vertice di Sogei, arrestato il direttore generale Iorio, ma è stato anche coinvolto in questa inchiesta, le accuse sono di corruzione turbativa d'asta, il referente italiano di Elon Musk, tra l'altro un ragazzo anche molto giovane, una trentenne. Ora vedremo magari meglio questa notizia, ma intanto parliamo ancora di questa manovra da 30 miliardi, così i risparmi e gli aiuti. Sì alla legge di bilancio, dicevamo, con questo bonus bebè da 1.000 euro e poi tetto di 80.000 euro per i manager di enti pubblici. Vediamo le varie misure principali introdotte nella prossima legge di bilancio, che naturalmente poi inizierà l'iter parlamentare, quindi è stata soltanto al momento approvata dal governo. Dicevamo, per quanto riguarda il fisco, bonus di 100 euro in busta paga verrà confermato anche per il prossimo anno, e poi l'indicizzazione all'inflazione per quanto riguarda le pensioni e premio per chi resta al lavoro con la defiscalizzazione appunto di questi bonus per rimanere al lavoro nonostante si sia raggiunta l'età pensionabile. Ancora demografia, nuovi nati 1.000 euro ai genitori che hanno un ISEE fino a 40.000 euro, e poi la cura dimagrante, così scrive oggi il Corriere, per i ministeri, con questi tagli che vengono confermati, diventano una realtà sempre secondo appunto il governo, così come era stato annunciato dal titolare dell'economia Giorgetti. Per il welfare, soprattutto la sanità, ecco, più fondi alla sanità, assunzioni per medici e infermieri, e poi il nodo carburanti. Ancora qui non è stata presa una decisione, sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche un decreto legislativo per la revisione delle disposizioni in materia di accise, un provvedimento per riordinare questa voce di prelievo che colpisce dagli alcolici ai tabacchi, però non rientra in questo testo di attuazione della delega sulla riforma fiscale l'armonizzazione delle aliquote delle accise sui carburanti come richiesto dalla direttiva dell'Unione Europea. E poi dicevamo le ristrutturazioni, si conferma lo sgravio del 50% ma soltanto per le prime case, per le altre siamo al 36%. Parliamo di altre notizie. Quindi lasciamo la manovra, parliamo invece di un'altra dell'attacco di Schlein, quindi le opposizioni che parlano alla Premier Meloni ieri in aula. La Schlein, che oggi è stata intervistata dal Corriere della Sera, dice la Premier fa la forte soltanto con i deboli, adesso riconosca la Palestina, e si torna a parlare dei famosi 800 milioni che il governo italiano ha stanziato e ha dato al governo albanese per l'accoglienza in questi centri per migranti, per questi CPR appunto, e quindi secondo la leader PD si potevano mettere nella sanità, queste le sue parole. Poi si parla anche del bancario infedele, ancora di questa inchiesta che riguarda questo dipendente di Intesa Sanpaolo che avrebbe spiato tantissimi, centinaia di conti correnti, soprattutto di personaggi in vista, personaggi politici del mondo dello spettacolo, sportivi. Io malato e pentito, il bancario spione, la difesa in extremis prima del licenziamento. Gli avvocati
avvocati dicono nessuna attività di dossieraggio, perché il sospetto è che lui lavorasse per conto di terzi e quindi queste informazioni poi venissero vendute o cedute ad altri proprio per mettere su un dossieraggio nei confronti di alcune persone. Ma a proposito di redditi e di conti correnti, oggi il Corriere della Sera pubblica i redditi dei parlamentari. Boom della Premier, che avrebbe raddoppiato il suo reddito grazie al libro, ai suoi libri. La sua dichiarazione è salita nel 2023 a 459.000 euro, questi redditi dichiarati da Meloni. La Schlein a 98.000, 1.000 in meno di Salvini, che ne ha 99, ne ha dichiarati 99.700, poi vediamo Nordio con 260.000 euro, 106.000 euro per il ministro Urso, 106.000 euro anche per il ministro Schillaci, 98.900 euro dichiarato da Nicola Fratoianni, 102.800 invece per il leader Angelo Bonelli. Se abbiamo ancora un minuto, vediamo velocemente qualche apertura degli altri giornali. Andiamo alla Stampa, anche qui la manovra in primo piano, e poi nel villaggio dei cristiani libanesi, in questa fotonotizia, colpiti dalle bombe israeliane, noi bersagli umani. Repubblica mette nel taglio alto l'apertura è sempre sulla manovra, la tassa alle banche, ma tangenti su appalti, indagato il fedelissimo di Musk, che si chiama appunto Andrea Stroppa, lo vediamo qui con Elon Musk. E ancora il Manifesto, Italian Style scrive a proposito dei centri per migranti, e qui vediamo una foto di questi centri, sulla deportazione dei migranti: siamo un modello in Europa, esulta Meloni, ha ragione von der Leyen, vuole trasferire in campi fuori dai confini anche chi ha già chiesto asilo nell'Unione Europea, ma le regole ancora non lo consentono. Intanto Roma organizza un vertice per accelerare. Grazie Emanuela Corsi. Adesso ci fermiamo, guardiamo le previsioni meteo e poi ci ritroveremo in studio per il primo degli ospiti della nostra mattinata. Bentrovati all'aggiornamento meteo con le previsioni per mercoledì, quando il tempo inizierà a peggiorare al nord, sulla Toscana e la Sardegna, con le prime piogge, anche rovesci a sfondo temporalesco al nord-ovest. Ancora solo invece al sud, le piogge comunque qui arriveranno nel fine di settimana. Venerdì e sabato temporali anche sulla Sicilia. Intanto mercoledì giornata tra sole e innocui annuvolamenti di passaggio, i venti inizieranno a ruotare di scirocco sul mare ed il canale di Sicilia. Temperature di fatti estive, Trapani quasi 30 gradi, quindi giornata molto mite un po' dappertutto. Nel corso di giovedì situazione di variabilità, con sole alternato a nubi sparse, arriveranno in giornata i primi piovaschi ad ovest e dicevamo nel corso di venerdì e sabato rischio pioggia per tutta la regione con clima ventoso. Temperature in ulteriore lieve aumento per lo scirocco fino a 30 gradi a Palermo. Maggiori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor, potrei dirvi che ricomincia Isola Verde, potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto. Vi aspetto ogni domenica a pranzo su Telecolor. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Eccoci in studio, bentornati a Buongiorno Sicilia. Do il benvenuto alla professoressa Liliana Mereu, buongiorno. Buongiorno. È il direttore della ginecologia e dell'ostetricia del Policlinico Rodolico di Catania. Sì. Stamattina parliamo dell'Open Day Menopausa, una iniziativa che capita dopodomani, credo il 18, è un'occasione proprio in occasione della giornata mondiale della menopausa. È un momento per tutte le donne in cui si vivono anche delle trasformazioni. Però adesso cercheremo di capire che cosa succede, quali sono i problemi più grossi. Intanto l'Open Day, che cos'è questo Open Day? È inquadrato, l'abbiamo detto, nella giornata mondiale e
e serve chiaramente per informare. Esatto, il primo obiettivo in realtà di questi Open Day è proprio di sensibilizzare la popolazione e tutta la società in realtà di problematiche che possono essere in realtà considerate forse quasi normali, ma che in realtà dove abbiamo possibilità di fare una prevenzione, anche una presa in carico delle pazienti in questo caso, ma facciamo Open Day anche magari su screening, su diciamo aderiamo ma proprio con la volontà di diffusione di questa patologia. Ci sono chiaramente c'è la possibilità di prenotare, di intervenire all'Open Day, oppure ci sono le porte aperte e si può diciamo partecipare? No, ovviamente essendo in realtà che la modalità è fornire una visita visita di prevenzione e di comunicazione con la donna, è ovvio che abbiamo necessità di avere una prenotazione. Poi in realtà la possibilità sono varie, noi aderiamo con la possibilità di offrire delle visite, ma volendo l'Open Day potrebbe anche essere, in alcuni casi è stato fatto anche delle riunioni, degli incontri, quindi è ovvio che nel momento in cui c'è una visita o altro abbiamo bisogno di una prenotazione. Allora, la vostra esperienza sul tema è chiaramente molto ampia. Negli anni chiaramente avete avuto la possibilità, continuate a farlo quotidianamente, in contatto con le persone che arrivano al momento della menopausa, ma queste persone come ci arrivano? Ci arrivano informate, pronte ad affrontare questo momento? Allora, non sempre, ma soprattutto perché la menopausa è considerata una fase, tra virgolette, normale della vita della donna. Il problema è che spesso e volentieri in realtà è considerato normale, tanto da dire vabbè, sopporto tutti i disturbi che ho, non sapendo magari che con delle visite, con le possibilità di trattamenti che possono essere i più vari, noi possiamo in realtà migliorare la qualità di vita di queste donne. Quindi delle donne che perché la menopausa poi diventa una questione sociale nel momento in cui noi dobbiamo considerare che oggi l'aspettativa di vita della donna è 85-87 anni, e la menopausa più o meno arriva sempre sui 50, qualche anno prima, qualche anno dopo, quindi un terzo della vita della donna in realtà è passata in menopausa e non possiamo oggi come oggi non pensare anche alla qualità di vita. Lei fa riferimento alla qualità di vita, i disturbi sono diversi, vari. Si può passare dall'insonnia, avere disturbi durante la giornata di sudorazione oppure vampate di calore. Esistono anche, immagino, dei rimedi forse anche naturali per affrontare questi, insomma, sono disturbi più o meno presenti, più o meno forti, sì, non sì, tutti sì. hanno le stesse... Certo, giustamente come dice lei, ci sono anche donne che vanno in menopausa senza particolare sintomatologia. La sintomatologia può essere delle più varie, ci può essere una sintomatologia che si manifesta subito, e altre problematiche che invece subentrano nel tempo. Quindi è ovvio che abbiamo possibilità di intervenire con terapie che possono essere anche solo dei cambiamenti di stile di vita, e forse la prima cosa da fare è far capire qual è il meccanismo, per cui un calo di estrogeni, anche solo l'influsso riduce in realtà tutto un influsso ma anche sul metabolismo, quindi il classico aumento di peso. In realtà basta spiegare alle donne che non è tanto che debbano cambiare la loro dieta, perché dicono già io mangio quello, non è che ho cambiato qualche cosa, no? Però la problematica è che cambia il metabolismo e quindi una richiesta molto minore, quindi il segreto è fare un'adeguata attività fisica, per esempio, per sopperire in realtà a questo Quindi si può cambiamento. continuare a mangiare quello che si mangiava prima. Il trucchetto può essere quello, no? Perché uno dice ma io mangio già poco, non ho cambiato, cioè mangio quello, però vedo che è ingrasso. Queste sono piccole accortezze che uno può iniziare a fare. Poi ovvio, se ci sono situazioni di vampate, di insonnia, abbiamo varie cose, ma tra le medicine sia naturali, si può arrivare fino alla terapia ormonale se per caso si vuole coprire in toto, ma abbiamo anche possibilità legate alla naturopatia, a situazioni anche di corredo generale che valuta in realtà in maniera un po' olistica la vita della donna. Ma c'è un disagio psicologico in alcune di queste donne? Cioè, sì, perché guardi, gli estrogeni sono qualcosa che agisce ovunque, dalle mucose alla cute, al sistema nervoso, al sistema osseo, quindi è ovvio che è una mancanza improvvisa di qualcosa a cui ci eravamo abituati.
Quindi ovvio su questo ci può essere anche una ripercussione soprattutto a livello psicologico, depressione. Deve immaginare che tutto questo può alterare anche la vita e i rapporti sociali, i rapporti di coppia. Quindi è molto importante in realtà prendersi carico e soprattutto rendersi conto che non è una questione che uno si sveglia e dice ah sì è isterica o classica. Stamattina la luna storta. La luna storta. C'è un motivo e soprattutto si può fare qualche cosa. E allora, si può fare tanto, ci sono i vostri open day, c'è questo open day di dopodomani del 18 e un altro aspetto, può influire la menopausa anche in quella che è la vita sessuale? Sì, una delle problematiche, dei sintomi che danno soprattutto dopo qualche anno è la sindrome urogenitale. La sindrome urogenitale è un po' un effetto di un deficit ormonale a livello delle mucose della cute e quindi dà una sintomatologia di bruciore, prurito, secchezza, dolore ai rapporti, ma anche sotto il punto di vista urologico, quindi con cistiti, disuria, quindi un fastidio anche urinare. E anche qua è ovvio che l'aiutare con sia a livello anche locale, con estrogene o altro, migliora in maniera importante in realtà questa problematica. Stamattina noi ripetiamo e sottolineiamo come l'Open Day Menopausa al Policlinico di Catania è un modo per, da parte chiaramente dell'azienda, sensibilizzare e informare. Per quanto riguarda invece le pazienti, la possibilità di avere dei consulti, una possibilità per poter affrontare questa fase della vita che diceva prima la professoressa Mereu, piuttosto lunga, un terzo della vita di una donna, affrontarla meglio e con maggiore serenità, senza magari preoccuparsi eccessivamente, esatto. Perché molte volte magari un disturbo può essere accentuato, può essere amplificato, mentre invece ci può essere una soluzione molto semplice, in alcuni casi, non sempre ovviamente, perché magari si possa continuare a fare la vita che si faceva fino a qualche anno fa. Poi insomma la donna a 50 anni è ancora nel pieno della sua attività e lavorativa, ma anche nella vita biologica, nella sua vita biologica. Assolutamente. E quindi ha bisogno di essere... È importante sul lavoro, è importante nella famiglia, è importante, come diceva lei, nei rapporti anche quotidiani della sua vita. L'appuntamento, lo diciamo, è per il 18. Sì, venerdì pomeriggio. Venerdì pomeriggio c'è la possibilità di partecipare anche a questi incontri che chiaramente nel corso dell'Open Day provano a chiarire, provano a dare delle indicazioni. Ringraziamo la professoressa Diana Mereu stamattina, il direttore della ginecologia e l'ostetricia del Policlinico Gaspare Rotorico di Catania. Grazie davvero per essere con noi, per essere stato con noi. Noi ci dobbiamo fermare perché cambiamo argomento nella nostra mattinata in maniera repentina. Dopo parleremo di un argomento piuttosto interessante, che è quello delle microdiscariche sull'Etna, un vero danno all'ambiente, un vero danno a quello che è un patrimonio dell'umanità che è la nostra Etna. Grazie ancora professoressa, a fra pochissimo. Entriamo per Buongiorno Sicilia e do il benvenuto al sindaco di Belpasso. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dottore Carlo Caputo, grazie per essere con noi questa mattina. Stamattina parliamo di microdiscariche, parliamo di, non lo so, maleducazione, inciviltà, poca attenzione per l'ambiente, incuranza per l'ambiente. Potremmo dire tantissimo. Io già vedo delle foto sui nostri LED, magari fra poco le passeremo in onda. Il problema è che molto spesso queste microdiscariche vanno a ricoprire e vanno a deturpare e danneggiare in maniera seria e concreta quello che è un patrimonio di tutta l'umanità, cioè l'Etna. Voi operate su un territorio molto vasto, sono 20 comuni credo che appartengono al parco dell'Etna e bisogna trovare una soluzione che vada bene per tutti i comuni, però gli incivili non fanno differenza, non conoscono diversità di comune, non fanno quello che devono fare ovunque essi si trovino. Lei è uno dei più attivi da questo punto di vista per combattere l'inciviltà. Sì, c'è un problema di governo sull'Etna e quindi di gestione di questo problema, perché
I rifiuti vengono gestiti dai comuni su questo ampio territorio e quindi dovete pensare come il Parco dell'Etna con 20 gestioni di rifiuti. E questo è il vero problema, perché spesso, e lo dico da primo cittadino, i sindaci sono impegnati a risolvere i problemi che sono propri del centro urbano, perché sono sollecitati dai propri cittadini. E tranne delle sensibilità particolari, ovviamente il sindaco, avendo poche residenze sull'Etna, in alta quota, viene meno sollecitato e quindi diciamo che è più disattento. C'è da dire poi che c'è una difficoltà vera a stabilire i confini spesso dei comuni sull'Etna, perché laddove ci sono delle strade è tutto semplice definire i confini, ma allontanandoci dalle strade diventa anche complicato spesso andare a stabilire se qui siamo nel comune X o Y, e quindi è una gestione un po' difficoltosa, ecco. A parte i comuni, una parte importante dovrebbe svolgerla anche la città metropolitana, l'ex provincia, perché buona parte di queste microdiscariche, io ne ho fatte recuperare proprio l'altro ieri 2 o 3, sono su strade provinciali. E quindi, perché l'Etna è piena di strade provinciali, no? La maggior parte delle strade che sono sull'Etna sono provinciali. E quindi tra 20 comuni, città metropolitana, c'è una e Parco dell'Etna anche, no? C'è anche il Parco dell'Etna non ha, anche se il cittadino è portato a pensarlo, lo dico da ex presidente del Parco dell'Etna, ci sono stato per 2 anni, il Parco dell'Etna non ha una competenza sui rifiuti, non gliela dà la legge. Secondo me si dovrebbe fare un passo in avanti, ma questo lo deve fare il legislatore, di dare questa competenza a un unico ente territoriale sull'Etna, proprio per essere più efficaci, più veloci e poter gestire meglio il fenomeno dei rifiuti. Altrimenti così c'è troppa frammentazione. Chiedo scusa, la interrompo, serve una legge regionale? Regionale. E quindi, una legge regionale che dia più competenze a un unico ente, che si chiami Parco dell'Etna o che si chiami in un altro modo non lo so, però dare a un unico ente che gestisce quel territorio la competenza sui rifiuti, per avere più efficacia, più attenzione, più immediatezza, perché i 20 comuni, ognuno per la sua parte, non riusciremo mai a fare un'azione coordinata, è complicato, ci vuole un ente pubblico che si occupa di fare questo, così come ogni sindaco si occupa del suo centro urbano e gestisce i rifiuti. L'Etna ha bisogno di un, non super sindaco, ma di un ente che gestisca questo processo. Sindaco, la cosa che le chiedo è il problema principale delle microdiscariche, rappresentato, come dicevo prima, dagli incivili, da chi va sull'Etna per fare una gita e in realtà poi non si comporta come si comporterebbe a casa propria, cioè lasciando i rifiuti nel salone oppure, che ne so, in cucina, o altrimenti ci sono anche altre cause. Ma allora c'è un problema di comunicazione, quello sì, però dopo tanti anni che si parla di rifiuti, di microdiscariche, sembra quasi banale, però c'è un problema di informazione. Molti comuni hanno le isole ecologiche, ma i cittadini non sono opportunamente informati su come utilizzarle. Magari l'accesso non è facile per il cittadino, non è immediato, ecco, quindi c'è un problema di informazione, un problema di prevenzione. Spesso, e lo dico con un'esperienza da sindaco che ha fatto centinaia di verbali, adesso oltretutto è anche un reato penale, spesso non è come si pensa, prenderne uno per educarne 100, no? Spesso è un problema di prevenzione, ne sono assolutamente convinto, anche se è un processo lungo. Soltanto prevenzione anche culturale? Culturale, di educazione. Noi dobbiamo fare un progetto di comunicazione e formazione dei bambini e anche degli adulti, perché siamo in tempo a formare, perché là c'è il guadagno di una società, il salto. Se facciamo un discorso di prevenzione e educazione riusciamo a ottenere obiettivi, altrimenti, lo dico per esperienza, prendiamo delle persone, gli facciamo il verbale, ma le situazioni generali non migliorano. Migliora una zona, migliora un pezzetto di strada per poco tempo, ma poi si ritorna nuovamente a vedere questo scempio. Quindi ci vuole un investimento veramente
nella prevenzione, inteso come un cambiamento culturale. Faccio un esempio estremo quando parlo di queste cose. Negli stati dove esiste la pena di morte non sono finiti i reati, continuano ad esserci assassini, continuano ad esserci fatti brutti. C'è quindi un discorso, ripeto, culturale. I paesi del nord Europa su questo sono più avanti, hanno un grado di civiltà più alto e non dipende da un sistema, da un ordinamento giudiziario o da un sistema di leggi più repressive, dipende da un discorso di educazione, un discorso che è condiviso da tutta la comunità e quindi occorre fare un investimento culturale su quella comunità. La sua comunità, la comunità di Belpasso, è tra le più, diciamo, promettenti, tra le più attive per quanto riguarda la raccolta differenziata. È sempre stato, insomma, un vostro vanto. Questo magari qualcuno potrà dire è un comune piccolo e quindi è più semplice magari poter operare, ma il principio della diffusione di questo pensiero, il principio diciamo della divulgazione e anche dell'educazione è uguale. Sì, assolutamente. Diciamo che Belpasso non è propriamente piccolo perché è un centro urbano con una frazione importante, 12 villaggi, 28.000 abitanti. Lo paragonavo io alle grandi città che sono quelle più in sofferenza. Assolutamente, assolutamente. Però dico, ovviamente nei centri piccoli è più facile gestire, più persone ci sono, più è complicato quell'investimento di convincimento. Però vedo che ci sono delle realtà che riescono in Italia a emergere, alcune città riescono ad emergere e sono sempre le città di quel nord importante, nord nel Trentino, in Friuli, città che non sono grandissime, però città che riescono a fare bene in termini di pulizia e anche raccolta dei rifiuti. E là dipende, secondo me, sempre dalle popolazioni che vivono quei luoghi. Vorrei tornare sulle microdiscariche sull'Etna perché sono tonnellate quelle che vengono raccolte da non solo volontari, perché spesso ci sono anche volontari, ma i sindaci e quindi ogni sindaco si organizza dalle società che si occupano della raccolta dei rifiuti. Tutti questi rifiuti, che poi sono rifiuti quasi sempre indifferenziati, no? Fanno altro che aggravare questa situazione, perché sappiamo che smaltire l'indifferenziato è ancora più complicato. Assolutamente, e quello è il vero problema dei sindaci, perché si paga una tonnellata fino a 380 euro appunto a tonnellata, e quindi per i sindaci andare a recuperare delle microdiscariche non è una cosa semplice, perché poi il conto lo devono pagare i cittadini e quindi se va in consiglio comunale si deve aumentare la tariffa, qualcuno deve pagare quella rimozione. Quindi la difficoltà dei sindaci è questa, sia nei propri centri sia in montagna. Ripeto, quando ci spostiamo in montagna il sindaco si sente meno colpevole perché non è puntualmente indicato come il colpevole e quindi è un po' più superficiale. E ripeto, tranne sensibilità particolari, l'immondizia che abbiamo sull'Etna è legata al fatto che nessuno poi raccoglie in maniera ordinaria e non c'è neanche un controllo, che è il fatto importante. Allora, speriamo che ci possa essere questa regia unica, chiamiamola così, che ci possa essere un ente super partes che possa in qualche modo coordinare i 20 comuni che ricadono nel parco dell'Etna in modo da poter non risolvere certamente il problema con la bacchetta magica, ma comunque avviare un percorso che possa portare alla eliminazione graduale delle microdiscariche su quello che è certamente un patrimonio di tutti noi, cioè il vulcano Etna. Grazie al sindaco Carlo Caputo, il sindaco di Belpasso, grazie per il suo intervento. Ci fermiamo ancora, fra poco andremo a Siracusa, parliamo però dell'Università di Catania, parliamo dei nuovi corsi di laurea, tutto questo fra pochissimo. Eccoci, come anticipato adesso parliamo dell'Università di Catania e dei nuovi corsi che sono stati attivati a Siracusa e allora per parlare di questo mi collego con il nostro Francesco Aloi che si trova in compagnia del professore Carmelo Nigrelli che è il presidente della struttura didattica speciale di Siracusa Unict. Buongiorno a te Francesco, buongiorno al tuo ospite.
Sì, ciao Angelo, buongiorno Sicilia. Noi siamo qui con il nostro ospite, l'hai già presentato tu, alle nostre spalle c'è la sede di architettura, perché UniCT punta molto a Catania, sì, ma anche a Siracusa e a Ragusa, che sono le due sedi decentrate, e uno dei corsi di laurea presenti a Siracusa già da molto tempo è proprio architettura, è così? Sì, architettura è qui da 29 anni esattamente, ma la novità è che il rettore ha voluto che l'Università di Catania non fosse più Università di Catania, ma tornasse al suo vecchio nome, quello che le fu dato 590 anni fa, che era Sicilia Studium Generale, cioè Università della Sicilia. Questo cambia un po' l'assetto. Siracusa e Ragusa non sono più due, come sono state fino adesso, due sedi decentrate o due ambasciate dell'Università di Catania, ma sono due delle tre sedi dell'Università di Catania. In realtà l'Università di Catania è presente a Siracusa da 100 anni, perché 100 anni fa venne inaugurata la scuola di archeologia, la seconda più antica del mondo dopo la scuola italiana di archeologia ad Atene. Il primo direttore fu il grande Paolo Orsi. Poi 29 anni fa, quando fu tolto il limite di una facoltà di architettura per regione, Catania decise di aprire la sua facoltà e di aprirla in Ortigia, cioè l'università di Catania divenne uno dei volani, se non il volano principale, del recupero di Ortigia, che allora versava in condizioni di grande degrado. E quest'anno, per la prima volta in 590 anni di storia, c'è stata una novità. Sì. Una bella novità, perché il rettore ha voluto inaugurare l'anno accademico non solo a Catania, come avviene sempre, ma anche a Ragusa prima e a Siracusa poi. E a Siracusa dove? Proprio qui al Castello Maniace. Sì, proprio questo è il segnale di quello che dicevo prima, le tre sedi universitarie. Castello Maniace è accanto alla sede di architettura, la sede che vedete alle nostre spalle è un'ex caserma del Genio Civile che dal Ministero della Difesa è stata data all'università, e in questo momento ci sono in corso i lavori di ristrutturazione per circa 10 milioni di euro investiti dall'Ateneo di Catania. Questo è il segno tangibile dell'interesse che ha l'Ateneo di Catania ad investire a Siracusa e a Ragusa. Angelo. Fra le altre cose abbiamo parlato fino adesso della facoltà di architettura, ma sono stati attivati anche due nuovi corsi di laurea proprio a Siracusa, e sono quelli in infermieristica e anche progettazione e gestione del turismo culturale. Sì, questo in parte amplia gli obiettivi che aveva prima la struttura didattica speciale, perché fino all'anno scorso i corsi erano il corso di beni culturali, il corso di architettura e la scuola di archeologia. Il corso di turismo culturale, che è partito il 1° ottobre, sta nella linea della valorizzazione del patrimonio come gli altri. Infermieristica invece amplia l'offerta dell'Università di Catania a Siracusa, ma c'è un'altra novità, che con infermieristica per la prima volta l'Università di Catania esce dal centro storico. La sede di infermieristica è a Villa Reimann, una villa che fu donata da un'infermiera danese al comune di Siracusa per attività culturali, quindi oggi a infermieristica è un ritorno alle origini, e gli studenti di infermieristica svolgeranno la loro attività di tirocinio nell'ospedale Umberto I di Siracusa, quindi il legame tra la città e l'università diventa ancora più stretto. Scusami Francesco, volevo dire anche un'altra cosa. Tutto questo, questi investimenti, il decentramento e quindi la possibilità di allargare è l'offerta formativa, ma di offrire agli studenti sul loro territorio la possibilità di prendere parte ai corsi e quindi studiare, fare esami direttamente nella loro città, in qualche modo, sia per Siracusa che per Ragusa, è un vantaggio per chi, ma per le famiglie, per gli studenti chiaramente, che non hanno la necessità di doversi necessariamente spostare e quindi diventare studenti fuori sede. Quello che dice lei è assolutamente importante. I dati di Alma Laurea, che analizza tutti i movimenti all'interno delle università italiane, dicono che per quasi 3/4 degli studenti che si laurea qui, la laurea di quel ragazzo o di quella ragazza è la prima laurea nella famiglia. Questo vuol dire che l'università è una delle poche cose che in Italia continua a funzionare come ascensore sociale, perché probabilmente l'essere più vicino alle famiglie rende possibile accompagnare
impegnare i figli nel percorso universitario che è costoso per le famiglie in maniera più semplice. Ma c'è un altro dato importante ed è quello che a Siracusa in realtà gli studenti non sono solo della provincia di Siracusa, ma sono di tutta la Sicilia orientale, con qualche studente che viene anche dalle province della Sicilia occidentale e qualche studente che viene da fuori Sicilia, ma più della metà degli studenti vengono dalla provincia di Catania. Quindi questo è interessante perché moltiplica i legami e consolida i legami tra le due province più importanti della Sicilia sud-orientale. Solitamente dal sud si emigra verso il nord per studiare. Qualcuno dice, beh, più distante è l'università, forse migliore la qualità dell'offerta formativa. Lo dice indirettamente e implicitamente. Ma ci sono casi di studenti che sono fuori sede al contrario, cioè che dal nord vengono in Sicilia per studiare? Da noi ci sono dei casi, non sono tantissimi, però c'è il caso di qualche studente che viene dalla Calabria, qualche studente che viene dall'Italia centrale perché sceglie di venire a Siracusa. Poi l'altro aspetto interessante sono gli Erasmus. Noi abbiamo una ventina di accordi Erasmus, cioè accordi di interscambio con altre università europee, per cui 30 o 35 studenti di Siracusa ogni anno vanno a fare un anno di esperienza in un'università straniera, ma allo stesso modo studenti prevalentemente spagnoli, francesi e portoghesi vengono a fare un anno di formazione qui. Questo è molto importante sia per i ragazzi sia per i legami internazionali tra la nostra città e il resto d'Europa. E poi Angelo, chi studia qui a Catania il lavoro lo trova? E come se lo trova? Intanto coloro che rimangono qui costituiscono una parte essenziale della classe dirigente del territorio. Un terzo degli iscritti all'Ordine degli Architetti di Siracusa si è laureato a Siracusa, il 25% degli iscritti all'Ordine di Catania si è laureato a Siracusa, ma moltissimi ragazzi che si sono laureati qui hanno trovato da lavorare all'estero, anche nelle grandi metropoli, fanno la libera professione oppure lavorano negli uffici tecnici di comuni grandi e piccoli in tutta Italia, lavorano nelle soprintendenze, nei ministeri, oppure fanno altri lavori. Per questo significa che la formazione che hanno ricevuto a Siracusa ha consentito loro di costruire un percorso che hanno scelto di costruire qui in Sicilia oppure fuori. Grazie allora, grazie a Francesco Aloi per questo collegamento, ma grazie soprattutto al professore Carmelo Nigrelli che è il presidente della struttura didattica speciale di Siracusa UniCT. In bocca al lupo per questa grazie per questa nuova avventura. Buona continuazione. Grazie, noi adesso ci fermiamo, ma per appena pochissimi momenti abbiamo da vedere le nostre pillole di almanacco. Subito dopo ci collegheremo con Marco Amato per scrutare le stelle. Oggi 16 ottobre è la giornata mondiale dell'alimentazione. Si tratta di una ricorrenza che si celebra ogni anno in tutto il mondo per ricordare l'anniversario della data di fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, comunemente conosciuta come FAO. Cibo vuol dire diversità, nutrizione, disponibilità e sicurezza. Nei nostri campi, nei nostri mercati e sulla nostra tavola dovrebbe essere disponibile una maggiore varietà di alimenti nutrienti affinché tutti possano trarne beneficio. Quali sono le leggi che governano un moto? Sono 3 ed indicano il rapporto fra la massa dell'oggetto, le forze che agiscono su di esso e l'accelerazione che ne risulta. Le leggi del moto furono pubblicate da Isaac Newton nel 1687. Sebbene siano sufficientemente precise per molte applicazioni, nel 1905 Albert Einstein spiegò che queste leggi vengono meno quando gli oggetti si approssimano alla velocità della luce. E adesso è il momento di collegarci con Marco Amato. Buongiorno Marco, ben trovato. Buongiorno Sicilia. Grazie, buon caffè anche stamattina, una tazzina colorata, vedo, sì. E cosa c'è? Ah, ecco, vedo, ci sono dei fiorellini dentro, se non vedo male, e poi c'è anche qui un dorato, richiamo dorato, qualche mattina che ci proponi delle tazzine che hanno praticamente questi richiami.
un po' più prezioso ultimamente. Per adesso sono fissato con Limoges, quindi vi porto un po' con questo tocco di Francia per dirvi bonjour. Buongiorno, buongiorno allora. Parliamo stamattina Allora, di chi? Di un personaggio che si candida a... si candida ad una degli appuntamenti per me e credo anche per Angelo Gaiano più Certo. interessanti dell'anno, ovvero Sanremo. Hai ragione, hai ragione. È un po' presto magari per parlare di Sanremo, ma la grande manifestazione canora che ci tiene tutti incollati per una settimana al video, quest'anno ha uno spoiler molto interessante, proprio perché quest'anno si parla di co-conduzione. Ebbene, Carlo Conti sembra condurre il festival, ma è Alessandro Cattelan che condurrà Sanremo Giovani. Su Cattelan si progettano e si ipotizzano tutta una serie di sviluppi, perché potrebbe essere proprio lui un domani a subentrare alla conduzione del famoso festival, assolutamente salutato come una novità fresca, giovane e interessante. Cattelan si propone proprio per questa conduzione di Sanremo Giovani, mettendo un piede alla conduzione di questa manifestazione così importante e interessante come carriera televisiva. Ma guardandolo in chiave astrologica, Cattelan è il Toro. Un Toro che, come da quasi 7 anni accade, è soggetto a tutti i moti improvvisi e originali di Urano. Ed ecco che la carriera dei Toro subisce tutta una serie di cambiamenti in positivo, e proprio tra un paio d'anni si toccherà un apice molto interessante. Quindi auguro, come astrologia vuole, ad Alessandro Cattelan non solo di fare una conduzione brillante ed eccezionale come quella che l'astrologia si aspetta da lui, ma anche di progredire sempre di più come gli astri prevedono. Vediamo, Carlo Conti alla conduzione, l'ho indovinato, vediamo se ci riesco anche con Cattelan a tracciare questa parabola ascendente nel suo cielo. Staremo qui noi a vedere, noi a seguire questa vicenda. Assolutamente sì. Ebbene, a proposito di cielo, oggi Luna in Ariete. Quando la Luna inizia il suo ciclo dal primo segno zodiacale, tutte le energie ripartono come un po' un soffio di primavera ante litteram. Come abbiamo visto in questi giorni, sono stati i segni di acqua, Cancro, Pesci, Scorpione ad essere assolutamente i primi, salutati anche da Venere e da Saturno come ottimi protagonisti dello zodiaco. Adesso l'asse si sta spostando verso i segni di fuoco, con una Luna che domani si farà piena in Ariete e Venere che scivolerà in Sagittario. Questo passaggio da acqua a fuoco vuole significare che i sogni e i sentimenti possono diventare realtà concreti e assolutamente intensi, passionali, possono dare corso a nuove ed entusiasmanti avventure per Ariete, Leone e Sagittario. Ciò non di meno, i Terra sono un pochino più rallentati, quasi snobbati un po' dagli astri, quindi Toro, Vergine e Capricorno saranno ad osservare i Capricorno, mentre invece la Vergine deve prendere atto di una parabola un pochino discendente da un punto di vista sentimentale. I Toro, impazienti come sempre, dovranno comunque aggiustare un po' diplomaticamente alcuni rapporti, soprattutto al lavoro. E per ultimi gli Aria, che sono influenzati da questi passaggi zodiacali in una maniera incredibilmente creativa, i Gemelli che tornano a essere brillanti, ad avere una comunicativa nel lavoro che spiazzerà anche i colleghi con una genialata e una tirata d'ingegno, mentre i Bilancia, che tentano di rilanciare sull'amore, ancora hanno qualcosa da ridire su qualche faccenda in sospeso, che sia in amore o che sia da un punto di vista legale. Sorprendenti e per ultimi infine gli Acquario, che utilizzano tutto questo cambiamento zodiacale per rendersi incredibilmente creativi, originali e di nuovo con una voglia di fare come non si vedeva da tempo. E detto questo, a tutta la ruota zodiacale e a tutti i telespettatori auguro un buongiorno Sicilia. Grazie Marco, grazie, una buona giornata anche a te, ci rivediamo e ci risentiamo domani mattina. Intanto torniamo da Emanuela Corsi, ci dà le ultime dai quotidiani, qualche curiosità immagino. Sì, allora intanto c'è un'intervista
Caterina Balivo sul Corriere della Sera, che si racconta, possiamo definirla una di noi. In TV dice non esiste la parità, i conduttori sono più aiutati, questo per quanto riguarda il lavoro, conciliare lavoro e famiglia, e poi dice andai in onda con i baffi, questo racconto così singolare. E poi Frizzi mi ha insegnato il potere della gentilezza, sbircio il telefono di mio marito, quindi vabbè, è una di noi, può stare. È una di noi, è una, insomma, una donna un po' gelosa o quantomeno così attenta. E poi sempre dal Corriere della Sera parliamo dell'opera di Gaetano Pesce, dell'artista Gaetano Pesce a Napoli davanti al municipio, che ha fatto un po' scalpore perché dovrebbe rappresentare Pulcinella. Diciamo che qualcuno ci vede qualcos'altro. Parlano i figli di Gaetano Pesce, dice con il suo Pulcinella appunto non voleva essere osè né offendere Napoli, e conoscendo appunto il padre ora starà ridendo, appunto anche alla luce di tutte le polemiche che ci sono state. Questa è l'opera, il Pulcinella appunto di Pesce a Napoli. Grazie a Emanuela. Allora ci ritroviamo con voi, con Emanuela chiaramente anche domani, forse no domani probabilmente dopodomani con te. Allora noi chiudiamo come sempre in musica, una nota musicale. Oggi è il 16 ottobre del 1999, però in una pop ci regalavano quello che è stato poi un grande successo, che è rimasto per tante settimane in vetta alla classifica, credo per quasi un anno. La firma è quella di Cesare Cremonini. Vi ricordate il grande successo 50 Special? Fu veramente una super hit, e noi proprio con 50 Special ci ritroviamo, ci salutiamo e ci ritroviamo